Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Non c'è ancora un movente per il delitto di Palermo per il quale è stato fermato un cameriere tunisino. In caserma ci sono altre persone le cui posizioni sono al vaglio della magistratura. A Messina oggi sciopero dei lavoratori di Caronte Tourist, una nave ogni 80 minuti, disagi per chi deve traghettare, la protesta per il rinnovo del contratto integrativo. Il Teatro Massimo e il Politeama di Palermo, i palcoscenici del compleanno di Mr. Nakajima, il magnate giapponese che ha festeggiato i suoi 73 anni nel capoluogo siciliano. Parte la campagna anti-influenzale, l'obiettivo è prevenire la mortalità e ridurre il rischio di complicanze gravi e il ricovero ospedaliero di persone fragili. L'ombra di Madonia è un inno alla vita, il cantautore catanese presenta il suo nuovo singolo e ritorna nei luoghi dell'infanzia. Calcio, terremoto in casa Catania, azzerati i vertici tecnici e sollevato dall'incarico anche il direttore sportivo Laneri, in pole per la sostituzione di Tabiani Rolando Maran. Delusione e speranza tra i supporter rossazzurri. Perde ancora in casa il Messina, superato di misura dal Benevento vice capolista. Pallavolo, sconfitta con l'onore delle armi per la Saturnia Farm Italia sul campo della capolista Piacenza. Bentrovati, a Palermo c'è un sospettato per l'omicidio di Samir, il cameriere algerino assassinato con 3 colpi di pistola nella centralissima via Roma. A ucciderlo sarebbe stato un dipendente di un locale vicino. Ma in caserma ci sono anche altre persone, le cui posizioni sono al vaglio della magistratura. Ancora oscuro il movente. Manlio Viola. Sarebbe stato un cameriere tunisino che lavora in un locale di via Emerico Amari a sparare al cuoco algerino Badr Bojama, detto Samir, 41enne, ucciso con 3 colpi di pistola nella notte fra sabato e domenica nella centralissima via Roma a Palermo. L'uomo è stato fermato ieri dai carabinieri e da allora è rimasto in caserma. Ad inchiodarlo sarebbero le immagini della videosorveglianza nelle quali si vedrebbe il momento del delitto. Ieri insieme a lui sono state portate in caserma anche altre persone per essere ascoltate. Su tutti sarebbe stato effettuato anche l'esame del tampon kit, la versione più moderna del vecchio guanto di paraffina per trovare tracce di polvere da sparo. La posizione di tutti i fermati è al vaglio della magistratura. Contestualmente sono state compiute diverse perquisizioni, anche alla ricerca dell'arma usata per il delitto, che sarebbe un revolver, arma che ancora non è stata trovata. Non è chiaro nemmeno il movente, anche se sembra che la morte di Samir, il cameriere tanto apprezzato al lavoro e con la fedina penale immacolata, sia legata ad una lite nata proprio sul posto di lavoro, un motivo molto futile che avrebbe fatto scattare quella terribile esecuzione in via Roma. Le indagini sono state coordinate dal PM Vincenzo Amico e condotte dai militari del reparto operativo, che in questi ultimi 2 giorni hanno visionato ore e ore di filmati prelevati da farmacie, minimarket, una banca, altri esercizi commerciali e anche dal sistema di videosorveglianza del comune per i varchi della ZTL di via Roma. Erano state 2 turiste canadesi in vacanza a Palermo che camminavano proprio in via Roma a sentire i colpi di pistola. Inizialmente li avevano scambiati per petardi. Poi hanno visto il corpo del cameriere sul marciapiede riverso proprio di fronte al Palazzo delle Poste e hanno lanciato l'allarme. Nuovo dramma dell'immigrazione. Recuperato ieri il corpo di un migrante in avanzato stato di decomposizione sugli scogli di Lampedusa. A dare l'allarme ai turisti nell'hotspot al momento ci sono 576 persone in attesa di trasferimento. Giusy Lazzara. Si continua a morire in mare, il cadavere era in acqua da tanto tempo. a pancia in giù con una corda nera e uno pneumatico come salvagente quando è stato trovato riverso sugli scogli di Cala Pulcino a Lampedusa. Sono stati i turisti della vicina spiaggia dell'Isola dei Conigli a dare l'allarme, a vedere l'orrore del corpo del migrante orribilmente devastato. E i vigili del fuoco di Lampedusa ieri sera, arrivati con un'imbarcazione, hanno recuperato il cadavere del migrante già in stato di decomposizione. L'uomo indossava una canottiera bianca e un pantalone sportivo. Dall'ispezione cadaverica
Africa è stato accertato che il migrante sarebbe morto da settimane, ma il corpo, già in decomposizione, probabilmente sarebbe arrivato a riva e poi trasportato dalle onde sugli scogli qualche giorno fa. Intanto non si fermano gli arrivi. Ieri il secondo sbarco della settimana a Lampedusa, con l'approdo del peschereccio di 25 metri con 531 persone, a bordo migranti di nazionalità siriana, egiziana e pakistana. E nell'hotspot ci sono attualmente 576 migranti, compresi 30 minorenni non accompagnati. 220 persone sono già in partenza sul traghetto per Porto Empedocle. A Messina oggi sciopero dei lavoratori di Caronte Tourist, una nave ogni 80 minuti, disagi per chi doveva traghettare, la protesta per il rinnovo del contratto integrativo. Francesco Triolo. Disagi inevitabili sullo stretto di Messina oggi a causa della riduzione delle corse dei traghetti per lo sciopero dei lavoratori di Caronte Tourist, uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali dopo diversi incontri anche in prefettura, non sufficienti però a raggiungere l'intesa tra azienda e rappresentanza sindacale sul rinnovo del contratto integrativo dei lavoratori marittimi e di terra del gruppo che opera sullo stretto di Messina. L'adesione allo sciopero è arrivata all'80% con un sit-in dei lavoratori proprio di fronte alla sede degli imbarcaderi. Il problema principale è l'applicazione dei contratti. Personale diversificato, vengono applicati contratti di secondo livello differenti, c'è una sperequazione salariale del personale di bordo, addirittura tra il personale di terra, a nostro avviso pensiamo che non sia applicato il contratto corretto. Si è arrivato a questo sciopero perché dopo una lunga trattativa di circa 9 mesi non si è raggiunto un punto di caduta sull'accordo di secondo livello. Abbiamo diversi binari salariali e per questo stiamo cercando di armonizzare il più possibile i contratti per ristringere il gap economico. Togliere le discriminazioni che ci sono nel contratto integrativo, evitare che ci siano lavoratori di varie fasce, di serie A, di serie B, di serie C. È un problema che esiste all'interno del gruppo Caronte Tourist sullo stretto, è un problema che c'è all'interno del mercato dello stretto. I disagi sono evidenti per gli automobilisti. Una nave è appena partita, questi che vedete alle mie spalle dovranno attendere 80 minuti, 1 ora e 20 prima di imbarcarsi sulla nave di ritorno da Villa San Giovanni che poi ripercorrerà la rotta dello stretto. Nel serpentone della Rada San Francesco la coda sembrava quella di una giornata di controesodo, in servizio una sola nave ogni 80 minuti. La stessa cosa dal porto di Tremestieri dove partono e arrivano i mezzi pesanti, una sola nave in servizio che fa la spola tra le due sponde ma con tempi decisamente più lunghi. Torniamo a Palermo, il Teatro Massimo e il Politeama sono stati i palcoscenici del compleanno di Mr. Nakajima, il magnate giapponese che ha festeggiato i suoi 73 anni nel capoluogo siciliano. Marco Gullà. Dalle panelle alla caponata sono alcune delle particolarità del menù tutto palermitano per il compleanno di Mr. Nakajima, il magnate giapponese che da giorni a Palermo per festeggiare il suo 73esimo compleanno. Una giornata speciale, quella di ieri, divisa in due parti: il lunch al Teatro Massimo e poi la cena al Teatro Politeama Garibaldi. Ospiti eleganti e in tutto circa 600 ad allietare gli ospiti e il magnate giapponese l'Orchestra Sinfonica Siciliana. Panelle, caponata, paccheri, pomodoro e basilico, o ragù e bietole, scaloppina o scottone accompagnati con purè e in chiusura cannolo e tiramisù, poi cappuccino e tè per concludere il tutto. Un menù semplice ma molto gradito dagli ospiti giapponesi. A rappresentare l'amministrazione comunale di Palermo l'assessore alla cultura Giampiero Cannella, che ha ringraziato Mr. Nakajima per aver scelto il capoluogo siciliano, poi anche Federalberghi. Tantissimi post su Instagram degli ospiti nipponici in cui si fa riferimento al 2024, un vero e proprio arrivederci a Palermo. A Catania parte la campagna anti-influenzale 2023-2024. L'obiettivo è prevenire la mortalità, ridurre il rischio di complicanze gravi e di ricovero ospedaliero di persone fragili. Tonino De Mana.
prevenire la mortalità e ridurre il rischio di complicanze gravi e di ricovero ospedaliero in persone fragili. È l'obiettivo dell'ASP di Catania, che ha dato il via al piano di vaccinazione anti-influenzale 2023-2024. La campagna, coordinata sul territorio provinciale dal Dipartimento di Prevenzione e dall'Unità Operativa Complessa Epidemiologica dell'ASP di Catania, si concluderà il 29 febbraio 2024. La vaccinazione anti-influenzale potrà essere eseguita in via prioritaria presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche in co-somministrazione con la vaccinazione antipneumococcica o anti-herpes zoster. Sarà possibile anche immunizzarsi presso gli ambulatori vaccinali, previa prenotazione online. È previsto anche un ambulatorio dedicato alla vaccinazione anti-influenzale sito a Catania in Corso Italia 234, ad accesso libero dalle 8:30 alle 11:30, senza necessità di prenotazione. Per ciò che riguarda la vaccinazione anti-Covid, la dose di richiamo è raccomandata a distanza di 6 mesi, riducibili a 3 in caso di rischio aumentato dall'ultima dose di vaccino anti-Covid ricevuta o dall'ultima infezione. Confermata anche l'offerta gratuita, anche eventualmente in co-somministrazione con il vaccino anti-influenzale, della vaccinazione contro l'herpes zoster. A Catania è diventato virale il video di una panda sulla circonvallazione, eccola là sulla destra, bianca, che sul tetto portava un divano con un giovane sdraiato sopra, ecco, si vede molto chiaramente. Agenti del commissariato Borgo Ognina sono risaliti alla proprietaria dell'auto, una donna di 43 anni, e hanno scoperto che il conducente era suo marito di 41 anni, sanzionato con una multa e con la decurtazione di diversi punti dalla patente di guida. Ecco la passeggiatina in macchina, sdraiato sul divano. Musica, l'ombra di Madonia è un inno alla vita. Il cantautore catanese presenta il suo nuovo singolo e ritorna nei luoghi dell'infanzia, dal divano in cui ascoltava i Beatles alla Catania di oggi, sempre viva ma meno curiosa di prima e più omologata. Eva Spampinato. Se mi perdo io seguo la luna. Un video girato con un piano sequenza dall'inizio alla fine che riporta Luca Madonia nei luoghi dell'infanzia, alla casa dei genitori, dove è cresciuto, si è formato e dove provava con i De Novo nel classico garage di famiglia. E io in quel salotto, diciamo, dove passo, mi siedo poi sul divano a suonare la chitarra, avevo 8 anni e sentivo, mi ricordo, Bandiera Gialla, che era un programma di Arbor e Boncompagni. Ho iniziato ad amare i Beatles, ho iniziato ad amare la musica. La mia ombra, nuovo singolo estratto dall'album Stiamo tutti ben calmi, è una canzone triste ma al tempo stesso positiva. Si può sempre uscire dalle tenebre se uno crede nella vita. Ci sono dei momenti di tristezza, di pensieri che a volte ti schiacciano, succede a tutti. Mi sembrava giusto approfondire questo tema. Poi da un discorso personale ai nostri giorni si può chiaramente estendere a tutte le cose orrende che stanno succedendo intorno. E ancora di più dico che la vita è nostra, ci appartiene, dobbiamo amarla, dobbiamo rispettarla. 40 anni di carriera in cui non hai mai lasciato del tutto Catania, ma adesso che città vedi? Forse ha perso un po' la sua identità, si è un po' omologata, vedo più individualismo, vedo sì, grande vita, grande movida, però noi vecchiacci di quel periodo, quando ancora non c'era internet, eravamo più carbonari sicuramente, ma anche più curiosi. Il tempo passa e Il video è stato girato dal regista catanese pluripremiato Daniele Gangemi. ti cambia gentilmente se ci stai. Ormai non vivo più, ormai son solo la mia. E ora gli umori della piazza di Fede Rossazzurra dopo il terremoto tecnico in casa Catania. Siamo andati alla fiera di piazza Carlalberto, cuore della passione per la squadra dell'Elefante. Luca Ciliberti. Ma che è successo allora? Hanno mandato a casa tutti quanti? Hanno fatto bene, anche i giocatori devono mandare a casa. E chi resta? Devono cambiare tutti. Tabiani il primo gli doveva pagare una nota ora da tempo, perché il suo gioco a Catania non funziona. Poi. Secondo me ci vorrebbe un allenatore con le palle, Maranno o Oliverani, o addirittura Lucarelli gli ha dato via dalla Ternana. L'allenatore, lui, il cliente di me è allenatore. E perché hanno mandato? Ci acculano allenatori, che ci posso fare? La dirigenza ha peccato di presunzione
nel senso che la Serie C non è la Serie D. Intanto, come di sempre di solito ha pagato l'allenatore, poi i giocatori anche loro hanno la loro responsabilità. Chi sarà l'allenatore? Non lo so, non ne ho la più pallida idea, completamente. Speriamo in bene. Maran, non lo so, così Novellino se fosse libero. Ora arriva, io penso, o Lucarelli o Maran. Se meritano di essere tutti per la casa, a Catania sa giocare il pallone, non sa giocare. Quando va, Daniele? No, è serietà. Serietà, certo. Ma uno deve mangiare sale con attaccato. Questi chi sono? I giocatori del Catania questi? Dai, i giocatori del Catania sono morti completamente. Illudono gli spettatori catanesi, si fanno l'abbonamento e poi se ne fregano. Cioè io non ho capito perché ora l'ha mandato a casa. Cioè cosa è cambiato ora contro l'Avellino o contro Connipotenza? L'atteggiamento dei giocatori è sempre quello. Secondo me non è la Coppa di Tabiano, nella Coppa è il Catania che c'ha un paio di uomini, un paio di calciatori in campo che non corrono completamente. Pessimo, veramente. Io da 50 anni vado allo stadio, non avevo mai visto un gioco così lento, così proprio da addormentarsi, non l'ho capito completamente. Una volta vinci, una volta pareggi, una volta perdi, poi alla fine ci vogliono i risultati. Una piazza calda come Catania ha bisogno di risultati. Quando purtroppo le squadre vanno male a pagare sempre l'allenatore, però a mio parere non è tutta colpa sua, perché questo qua è stato un uomo che già è stato un uomo società. La squadra è una squadra fatta, diciamo, con pochi soldi, gente svincolata, e non hanno preso dei giocatori di grande importanza. Dalla fiera di Catania è tutto. Facciamo una breve pausa, adesso è fra poco il calcio giocato con il terremoto tecnico appunto alla Catania e la sconfitta del Messina. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio e la rivoluzione Catania. Via all'allenatore Tabiani e il DS Laneri. Dopo la sconfitta di Potenza, il vicepresidente Grella azzera i quadri tecnici e dirigenziali della prima squadra, promettendo altri interventi. Maran in pole e con Baldini fra i nomi più caldi per la panchina. Situazione in evoluzione. Marco Carli. Potenza del terremoto. Già, perché dalla trasferta lucana, con relativa sconfitta, la quinta in campionato per il Catania, scaturisce un vero e proprio sisma che quasi azzera i quadri tecnici e dirigenziali della prima squadra e che il vicepresidente Grella ammonisce potrebbe rappresentare solo un inizio. Nel giro di un'ora, in una domenica sera che resterà comunque nella storia della nuova società di Pelligra, sono saltati l'allenatore con il suo staff e il direttore sportivo. Col tecnico Luca Tabiani, che Grella aveva scelto in estate, hanno fatto le valigie l'allenatore in seconda Michele Coppola e il preparatore atletico Paolo Bertoncini. Sollevato dall'incarico, il DS Antonello Laneri, che il rapporto fra lui e il vicepresidente rossazzurro non fosse più lo stesso si vociferava da qualche settimana. È arrivato il ben servito anche per il dirigente. Ma non è finita. Valutiamo la possibilità di intervenire anche in altri ambiti, non escludiamo ulteriori novità relative ai professionisti oggi sotto contratto. Queste le parole di Grella, decisioni la cui radice risale a 3 settimane fa, esattamente dopo la sconfitta di Castellammare di Stabia. È stato allora che Grella ha deciso di darsi 15-20 giorni di tempo per osservare più da vicino cosa stesse succedendo in seno alla prima squadra. Tanto di quello che ha visto non gli è piaciuto e a Teramo contro il Monterosi la frase sfuggita a denti stretti nell'intervallo: se cambio Tabiani ne devo mandare via altri 10 prima di lui. E poi ecco il terremoto rinviato dalla vittoria di Brindisi. Zeoli guida gli allenamenti in vista dell'arrivo del nuovo tecnico, con Marani in pole, con cui ci sono stati contatti anche nelle ultime ore, ma c'è anche Silvio Baldini, molto gradito alla dirigenza, e altri nomi come quelli di Lucarelli o Javorcic. Poi ci sarà il nuovo DS, ma la squadra ancora è tanto sotto osservazione. Perché questa squadra è bloccata? Ma questo non lo so, se riuscissi a saperlo ci metterei subito mani, ma l'unica cosa che possiamo fare è lavorare. Siamo dispiaciuti per i nostri tifosi, ma noi dobbiamo assolutamente reagire a questa situazione. Da qui si riparte, la scossa è stata pesante, forse ce ne saranno altri in attesa dell'assestamento, se mai arriverà, di una stagione nata male. Sconfitta di misura per il Messina al Franco Scoglio contro la vicecapolista Benevento. Dopo una traversa degli ospiti nel primo tempo con Ferrante, gara decisa nella ripresa al 6° minuto da un gol di Improta. Sergio Colosi.
La sconfitta contro il Benevento certifica la prima crisi del Messina di Modica, che negli ultimi 4 incontri ha ottenuto un solo punto, il pareggio di Crotone. Il KO con la vice capolista si aggiunge a quelli contro Brindisi e Taranto. Primo tempo equilibrato con qualche buona azione di un Messina comunque impreciso. Dalla parte opposta la traversa colpita da Ferrante prima del riposo. La svolta matura dalla panchina d'inizio ripresa, quando il tecnico dei campani Matteo Andreoletti mostra coraggio nel sostituire proprio Ferrante, l'unico a rendersi pericoloso, con Alessandro Marotta, che fa venire il mal di testa a Manetta e compagni e spacca la partita. Marotta, al rientro dopo 3 turni di squalifica, sfiora 2 volte il vantaggio, che si concretizza al 6° minuto sull'angolo di Ciano per il colpo di testa vincente di Improta, perso in marcatura d'aggiunta. Il Messina stordito fatica a rialzarsi. A questa squadra manca l'esperienza di uomini che sappiano reagire con classe e mestiere. Chi potrebbe farlo come Ragusa spreca l'impossibile davanti a Paleari, un rigore in movimento che sfiducia la già rassegnata squadra peloritana. Il miglior Fumagalli, l'unico a meritare la sufficienza piena, tiene in partita il Messina, che però non riesce a creare nuovi pericoli. L'espulsione di Ortisi per somma di ammonizioni completa un'altra serata da dimenticare e lancia l'allarme ad una classifica deficitaria con vista sui play-out. Superlega di volley, la Saturnia Farm Italia lotta ma si arrende in 3 set sul campo della capolista Piacenza. Fatale il secondo parziale, perso 33-31 dopo aver sprecato 6 set point. Il coach Silva, dobbiamo essere più precisi nei momenti più importanti. Tonino De Mana. Troppo Piacenza per la Saturnia Farm Italia, che perde 3-0 ma con l'onore delle armi, specie nel secondo set, che si trascina fino al 33-31 con colpi di scena e colpi di alta classe che strappano gli applausi del pubblico emiliano. Un parziale giocato a viso aperto che, se vinto, avrebbe potuto raddrizzare le sorti della gara, mettendo pressione alla capolista della Superlega, che invece, aggiudicandoselo, si è trovata la strada in discesa e con il morale a quel punto a 1000. Discorso opposto per i ragazzi di Douglas Silva, che invece sono usciti lentamente dalla partita, colpiti psicologicamente da un set che avrebbe meritato miglior fortuna. Addirittura 6 i set point per la Saturnia, ma lo stato di grazia di Gironi annulla e ribalta tutto e permette a Sousa di chiudere sul 33-31. La terza frazione si trascina in equilibrio fino a quando Lucarelli mette a terra la palla del 13-10 e quindi dell'allungo definitivo. Silva capisce la situazione e chiama il time out, ma al rientro in campo Piacenza continua a macinare punti, lasciando poco margine alla reazione dei castellesi. Il terzo set finisce come il primo, 25-17, con la consapevolezza che un pizzico di esperienza in più avrebbe portato in dote punti decisivi. Alla fine resta l'amarezza per una sconfitta che forse servirà per il futuro. Ne prende atto il coach Douglas Silva. Non abbiamo avuto la pazienza e la determinazione di chiudere a nostro favore il secondo set, ha detto Silva. Per questo dobbiamo ancora lavorare. Dobbiamo cercare di rischiare un po' di più ed essere più precisi nei momenti importanti. E domenica si torna al Pala Catania, avversario il Verona Volley. Francamente un'area da piccola città, la decisione del sindaco di Palermo Lagalla di regalare di fatto al miliardario giapponese Nakashima 3 dei 7 giorni di affitto del Teatro Politeama, trasformato in un ristorante. Come ha verificato la DN Cronos, il Comune ha concesso il teatro gratuitamente agli organizzatori dell'evento nei giorni 3, 4 e 5 novembre e fino alle 16 anche nella giornata di oggi, mentre per i restanti 3 giorni e mezzo, vale a dire 30, 31 ottobre, 2 novembre e la mezza giornata pomeridiana di oggi dalle 16 alle 24, è stato pagato un conto di appena 14.000 euro oltre l'IVA. Non solo, sono durate giorni le operazioni di allestimento tra smontaggio delle poltrone, applicazione di una guaina, protezione del pavimento, come avete visto poi l'ingresso di sedie e tavole per questa cena spettacolo,
ultra elegante, ultra chic, come avete visto. Per non parlare del Massimo e degli alberghi più noti della città. Quasi tutta Palermo in sostanza si è trasformata in questi giorni in un grande parterre per l'autocelebrazione del Tycoon nipponico, circostanza che ha scatenato la polemica anche tra i due massimi rappresentanti del territorio. A tutto c'è un limite, avrebbe commentato il governatore Schifani, annunciando anche approfondimenti, mentre la Galla ha replicato a denti stretti: non ne farei una tragedia, credo che sia una cosa che vada a vantaggio dell'economia della città e della sua ulteriore potenziale attrattività. Vedremo se effettivamente questo vantaggio ci sarà, sarebbe una specie di White Lotus in versione sollevante. Grazie, ci rivediamo alle 20 e buon pomeriggio.